quello è il Rio Fluminense. Praticamente è un fiumiciattolo, eh. E guarda che cosa ha scavato. Guarda quel foro lì. Il ritorno sarà impegnativo, ma non come l'altra volta. L'altra volta abbiamo camminato molto, anche in pianura comunque. Poi siamo saliti su, scesi, risaliti. Ne abbiamo fatto di chilometri. Occhio. Che alto. È alto. Musica, perfetto. Non ho mai visto così perfetto. È intatto. È proprio intatto. C'è una porticina. Oh, avete formaggio? Questa non l'avevo vista. Ah, non devo stare in arrivato. Dicevo che c'è l'acqua, che di solito è secco, ma adesso è un po' il periodo, quindi non è pericoloso. Piovendo? Piove? No. Già, sta piovendo, che famo? Non sbaglia mai! È Google! L'entrata in grotta era più piccola di questo bicchicino. Quale grotta? Quello che ti ho detto dove è andata, non mi ricordo il paesino. Ah, ma era una grotta, non era un... Sono venuti piccoli in grotta, cioè era così mezzo... Devi fare un percorso a piedi, in montagna. Ah. Senti come arriva l'aria.
cosa può fare l'acqua, ti rendi conto? Che poi ogni tanto fa gli alluvioni e scorre, Guarda tutti questi massi, se li hai portati via con l'acqua, Boh, è spenta. Dopo non è per tutti, Via. Occhio. Canyon del Gorroppo, cosiddetto. Dai, altrimenti non puoi scendere. Dai, ti riprendo, scendi. No, è meglio così, guarda, è facilissimo. Sì, sì, facilissimo. Penso nessun problema. Sembrava più difficile. Lo fai anche tu. No, ti assicuro che l'ho fatto con l'acqua più fredda. È fredda però non da star male. Infatti come esci stai bene. No. Fai un bel respiro. Grande.
Bella? Dai, ci sta. Ci sta. Ci sta.